temi legati alla casta politica e agli sprechi di denaro pubblico. Facciamo i conti in tasca all'amministrazione comunale bassanese che per una manifestazione flop come Dialogando ha speso 41.000 euro. La denuncia arriva dalla Lega. Sentiamo. Questa amministrazione si deve vergognare di aver speso 41.000 euro dei cittadini bassanesi per una manifestazione che non ha portato nulla di positivo alla nostra città, una manifestazione che ha visto un flop totale in termini di presenza e anche in termini di qualità. Pensiamo quante cose si potrebbero aver fatto con 41.000 euro, quante famiglie bassanesi potremmo aver aiutato con 41.000 euro. È veramente un'offesa ai cittadini di Bassano e alla città intera. Un'offesa che ai cittadini bassanesi è costata 41.000 euro. Questa è la cifra uscita dalle casse del comune per Dialogando, la manifestazione che si è tenuta a Bassano sui temi dell'integrazione. 15.000 euro sono andati direttamente nelle tasche dell'associazione Dialoghi Asolani, organizzatrice dell'evento. Gli altri 26.000 hanno coperto tutta una serie di altre spese, dal servizio d'ospitalità a quello di babysitteraggio, dalla promozione ai vari noleggi. C'è un servizio di babysitteraggio che è stato effettuato per uno degli incontri che è costato 500 euro, quando poi abbiamo saputo che l'affluenza a questa manifestazione è stata veramente esigua. C'è uno spettacolo, l'unico spettacolo che è stato eseguito, che è costato alle casse del comune oltre 5.500 euro. Un po' più di oculatezza nell'investimento di somme che comunque fanno parte dei contributi dei cittadini di Bassano ci sembra doveroso e dovuto. Decine di migliaia di euro spesi per vedere poltrone e sale vuote, un vero e proprio flop. E allora la Lega dice basta agli sprechi di denaro pubblico e lancia un chiaro invito al sindaco. Siccome il sindaco ha intenzione di ripetere l'anno prossimo, dico sindaco no, basta, è assurdo, piuttosto usi il suo tempo per incontrare i cittadini, a dialogare con i cittadini che sentono l'esigenza di confrontarci, invece lei fa le iniziative così senza il minimo di dibattito, quindi basta iniziative che buttano via i soldi, ma iniziative che abbiano un senso e un significato per i cittadini, dialoghi con la città.